Bentornati all'edizione notturna delle news di Zwischenberg Channel, le principali notizie dal mondo. Partiamo subito da Padova, in apertura con le ricerche del corpo di Isabella 90, perché questo pomeriggio c'è stato un tragico incidente durante le ricerche ed ha perso la vita un sommozzatore della Polizia di Stato della Questura di La Spezia. Il sommozzatore si chiamerebbe Rosario Sarnico, nel suo passato aveva lavorato anche nei NOx ed è rimasto incastrato vicino alla chiusa di Stra. Era stato provato a rianimare per molti minuti, tuttavia è stato dichiarato morto cerebralmente questa sera. Ancora nessuna notizia invece del corpo di Isabella 90. Cambiamo pagina. Gloria Rosboch, il cadavere dell'insegnante scomparsa è stato ritrovato a Torino, è stata strangolata e gettata in una vasca di scolo. Adesso passiamo in Libia. Un raid degli Stati Uniti contro l'ISIS avrebbero ucciso Noeddin Ciaucene, uno dei terroristi che sarebbe stato a capo dell'attentato subito in Turchia al Museo Bardo. Invece passiamo anche in Inghilterra, perché c'è un accordo tra l'Unione Europea e l'Inghilterra su quanto sta accadendo, e l'Inghilterra, appunto, come avevamo detto ieri, stava cercando di uscire dall'Unione per l'insoddisfazione che ha. Cameron: non faremo parte di un superstato. Tusk invece afferma che ci sia un accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Passiamo adesso negli USA, dove il governo è contro la Apple. Già ieri avvisavamo che per quanto riguarda il killer di San Bernardino, la Apple si rifiuta di forzare i dati del telefono. Ecco che il rifiuto viene visto dall'FBI come una scelta di marketing, e ora anche il governo preme contro la casa della Silicon Valley. In Italia, le unioni civili, la Boschi afferma che i numeri del PD non basterebbero, serve un punto di intesa comune. Quindi anche da quando ha aperto sulla stepchild, la libera coscienza, il Movimento 5 Stelle starebbe cadendo la maggioranza, perché il PD non sarebbe sufficiente. Quello che invece è accaduto sono il crollo delle nascite. Nel 2015 c'è il record del minimo da quando c'è l'unità d'Italia. Il Messaggero, adesso passiamo a parlare delle notizie dei giornali. I migranti, Renzi ai paesi dell'est, Europa solidario, blocchino i fondi. Prossima prima pagina è quella di Libero, che andiamo ad esaminare. Premier spalle al muro, ora Renzi vuole le elezioni, l'economia non va e quindi il governo sarà costretto a fare una pesante manovra correttiva che farà precipitare il consenso già calante di Matteo. Ma prima lui vuole portarci a voto anticipato entro la prossima primavera. Vedremo come andrà a finire. Il Tempo intitola: i cittadini romani non sono stupidi, ecco perché voteranno Bertolaso. Corriere della Sera, apriamo una notizia abbastanza eclatante che si era già evidenziata durante il viaggio del Papa, ovvero il Papa e Trump, un caso sul voto degli Stati Uniti. Il viaggio: le parole in aereo, non è un buon cristiano, la replica fa politica. Bergoglio apre alla contraccezione. Francesco: le unioni civili, l'Italia non è il primo paese, i cattolici decidono in coscienza. Sempre di Francesco si parla sulla Stampa. Francesco scomunica Trump, il Papa: chi pensa ai muri non è cristiano. Il candidato dagli Stati Uniti: vergognoso dubitare della mia fede. Il Messaggero, il Papa: Trump non è cristiano. Affondo di Bergoglio sul candidato repubblicano: chi pensa ai muri non è un buon credente.
Anche il mattino, Trump, l'anatema del Papa, vuole muri, non è cristiano, le unioni civili, non mi immischio nella politica. Anche negli Stati Uniti, USA Today riporta la notizia, Trump Pope Star of Faith, e The Wall Street Journal, Pope Trump spar on immigration. Passiamo invece al Gazzettino, Isabella morta in un gioco erotico, Freddy confessa è stato un tragico incidente, ho fatto tutto da solo, ma la procura, e anche noi ci sentiamo di dire, non gli crede. The Time, this is your last chance, European leaders tell Britain. Qui parla ovviamente della crisi che c'è appunto tra Unione Europea con la Gran Bretagna che vorrebbe uscire dall'Unione Europea perché non ci sarebbero più le condizioni di starci. Queste erano le principali notizie del giorno, noi ci rivediamo lunedì perché domani è sabato, con una nuova edizione di Fisher Channel World News. Grazie per averci seguito e buona serata.